E qui dalla sede carinziana siamo insieme anche a Guido De Michelis, che è una voce storica dell'Udinese, grande conoscitore del passato e del presente. Quali sono, Guido, le tue impressioni, quelle che raccogli in questo momento in cui il campionato è ancora relativamente lontano, ma in cui alcuni profili possono essere già visti? Ma partiamo da un presupposto che siamo ancora appena passato metà di luglio e quindi sono le prime settimane di lavoro. Un lavoro che dovrà dare i suoi frutti verso la fine di agosto, quando cominceranno le vere partite e il vero campionato. C'è da dire sicuramente che l'ambiente mi sembra un ambiente ricreato, sereno, in cui ci siano tutte le pedine al punto giusto, ci sia questo ambiente che sta cercando di riproporsi come la vecchia immagine che ha sempre creato in questi 30 anni l'Udinese, di cancellare le ultime 2 stagioni, in particolare l'ultima, che è stata davvero tragica se vogliamo, e acciuffata questa salvezza all'ultima giornata, condannando purtroppo una squadra che non meritava di retrocedere, tipo il Frosinone. Ma neanche noi però. No, certamente, però voglio dire, ecco, tra le due indubbiamente l'Udinese aveva più caratura e l'ha dimostrato, ma sicuramente il Frosinone, per quello che aveva fatto vedere, però è acqua passata e, come dice un vecchio proverbio, non macina più. Certo che i 30 anni di storia di questa società sono decisamente importanti. Coloro che arrivano, e abbiamo sentito oggi queste 2 interviste anche di questo giovanissimo Pizzarro, 19enne, che viene dal Cile, dal Colo-Colo, che ha fatto capire che l'immagine dell'Udinese anche fuori dal continente Europa, e quindi non solo dalla nostra regione, dall'Italia, ma fuori dall'Europa e quindi in Sud America, è una società che ha le sue credenziali. Quindi noi, al di là di tutte le critiche che abbiamo mosso nel corso delle ultime 2 stagioni, che però erano ampiamente motivate, quindi non credo che si possano trovare delle risposte sul fatto che la gente si aspettasse qualcosa di più, e quindi questo è obiettivamente un dato di fatto. Ci sono grandi aspettative, la società secondo me si sta muovendo nel modo giusto, ha ricreato e ha portato il pubblico a vedere un allenamento. L'allenatore oggi ha pranzato con noi, c'era il direttore generale, diciamo che c'erano c'era il direttore sportivo, abbiamo sentito delle voci di mercato, quindi tutte cose che secondo me sono estremamente positive. I requisiti ci sono tutti. I requisiti ci sono tutti, però è chiaro che ogni anno si partono con queste prerogative e poi alla fine quello che conta sono purtroppo i risultati. I risultati sono quelli che ci darà il campo. È ancora un po' presto, le prime 2 o 3 partite hanno dimostrato che ci sono ancora delle carenze, ancora dei giocatori che devono inserirsi, però sostanzialmente le premesse sono positive, quindi direi che se possiamo lanciare un messaggio ai tanti nostri sportivi è di continuare ad avere fiducia, credere non solo nella società ma anche nella squadra. L'allenatore mi è parso una persona capace, che crede nella sua filosofia, che ha acquisito un'esperienza, se non nel nostro torneo, quantomeno a livello di Austria, di Germania e in modo particolare in Polonia, dove può essere che possa anche trarre dei buoni giocatori, forse quelle 2 o 3 pedine che in questo momento andremo nelle prime battute a risentire, perché uno come Wallace e come Pereira difficilmente al momento sono sostituibili, però ci sono tutte le premesse, le prerogative, io credo, per poter lavorare in modo adeguato. Quindi benvenga l'Udinese 24-25, benvenga il nuovo allenatore, il suo staff. Abbiamo visto le modalità che non sono diverse rispetto alle altre, ma sono modalità in cui si lavora con leggerezza, si lavora con passione, si stanno creando i presupposti, e devo dire la verità che se non ci saranno, come ci ha detto ovviamente anche Nani, il direttore della parte tecnica, delle cessioni importanti, questa sarà una squadra che quest'anno sicuramente potrà darci ulteriori nuove soddisfazioni. Certo ci vuole pazienza, ci vuole
obiettivamente anche la fortuna, perché il campionato ti può riservare in qualsiasi momento una serie di partite difficili e dove magari riesci a acquisire punteggi, in altre no, però io sono fiducioso che questo possa essere un anno di rilancio con il marchio 30, che qualcuno forse non ha capito, ma sono i 30 anni da quest'anno in cui questa società, e non è poco, anzi pochissime altre società, per vari motivi in cui il calcio oggi come oggi è un calcio, che io ripeto è un calcio un po' malato, ma noi dobbiamo vivere attorno al calcio, quindi dobbiamo credere anche ai messaggi che ci arrivano, però ecco, al di là di questo sono fiducioso che si possa vivere una stagione all'altezza delle migliori, non certo a livello di pensare all'Europa, ma sicuramente a soffrire molto di meno rispetto all'ultima stagione, che veramente è da incorniciare e da dimenticare. Grazie Guido per questa saggia rilettura di quello che è stato e soprattutto di quelle che sono le prospettive, che sono buone.